Lettera e Giuda. Indirizzo e saluto. Io, Giuda, o frate Giacomo, e o servo Gesù Cristo, scrivo a voi che siete stati scivi da Dio e campate in dall'amore di Dio, Padre, e spagliate a Gesù Cristo. O Signore potesse sempre arrampicare un cuore a voi, cara la pietà, la pace e l'amore. O motivo della lettera. Carissima, teneva una voglia assai rossa per scrivere in coppa che la salvezza nostra, e mo vi scrive, e sono stato costretto a roffare per incoraggiare a combattere per difendere la fede nostra. Tutti quelli che appartengono a Dio hanno avuto questa fede, una volta per sempre, ma in mezzo a voi sono arrivati uomini infami, che stanno usando tutto l'amore di Dio nostro come un pretesto per scurpare la vita a loro, perché stanno campando in disobbedienza. A così chissà si stanno mettendo contro Gesù Cristo, che è l'unico padrone o Signore nostro. Già parecchio tempo, tutte queste sono state segnate perché sta condanna a loro. E falsa masta, o castigo, che è minaccia. Mo, io voglio ricordare a voi che conoscete già tutte queste cose, come il Signore, roppa che aveva salvato il popolo di Israele, e l'aveva liberato dall'Egitto, facendo morire tutti quelli che non tenevano fede in essa. E voglio pure ricordare che tutti quegli angeli che non si volettero accontentare del potere che avevano avuto, a rinda in mano a Dio, la sana che la dimora a loro, e mo Dio sta tenendo incatenato rinda oscurore, perché lo giorno rosso raccontano a loro. Non vi scordate mai a Sodoma e Gomorra e tutte quelle città che là stavano a vicino, pure la gente che stava là rinda si comportava malamente, si buttava rinda la vita, chi ne schifezza, e correttano a presa schifezza contro la natura. Ma stanno malapetendo che lo castigo rinda il fuoco eterno, e sono diventati un esempio per ognuno di noi. E beh, pure tutti quegli uomini infami che sono venuti in mezzo a voi, si stanno comportando rinda la stessa maniera, strascinate tutte le frenesie loro, stanno facendo inchiavare tutto il corpo loro, stanno smordiando il Signore e stanno insultando pure quegli spiriti che stanno in cielo rinda la rolia di Dio. Manca l'arcangelo Michele, facetto come a loro. Chiste quando si trova a contrastare ormonie, che aiutanno, per il corpo e Mosè, non si permettettero regnere e fetenziere o accusare, che parole che in infamità, le ricette sole, te castigasse il Signore. Che sta gente invece sta a stemmare tutte quelle che non conosce, e tutte quelle che conoscono per mezzo di senza, come all'animale che non tendono cervello, stanno servendo a loro per gli finire in una ruina, guai a loro, perché sono camminati in coppa a strada di Caina, e pasmani a chiedere pesille sono caduti in te stessi sgarri il profeta e Balaam, e moriranno proprio come un muretto cuore, quando si arrevutai contro il Signore. La presenza loro è uno scandalo quando vanno uniti insieme per fare cena al Signore, perché chi si vendono solo per mangiare e per fare festa, senza sapere scorne, e pensano solo a loro stessi. Sono come aquelli nuvole portate dal vento, che non portano mai una chioppa di acqua. Sono come quell'albero venatura e stagione, che non portano frutto perché sono morte 2 volte e sono state sradicate. Sono come quell'onda salvatica romare che portano solo la scuma e tutta la fetezzinga all'arena. Sono come quelle stelle che vanno fuggendo per all'aria, che il Signore ha preparato per loro, un pizzo in zuffundo oscurore, anzina rinda all'eternità. Parecchio tempo fa pure Enoch, o 7° patriarca roppa Adamo, facendo una profezia so in gola a tutti gli uomini che campavano come a loro, e ricette. Ovvicando il Signore sta venendo, con migliaia e migliaia di santi suoi. Issa viene a giudicare tutto il mondo, a condannare tutta infame, per tutta infamità che loro hanno fatto, e per tutti quegli insulti che come peccatori sprevugnati hanno votato contro essa. E so proprio loro tutti quegli infami che sono venuti in mezzo a voi, se lagnano sempre e non sono mai contenti, perché corrono appresso a tutta l'ardenza a loro, fanno sciare in da bocca a loro parole che ne autanza e si mettono a scienziare tutte le persone solo per motivi e interessi. Esortazione ai fedeli, l'insegnamento dell'Apostolo. Ma voi carissimi, ricordatevi sempre tutte quelle che vanno dette tutte l'Apostolo, lo Signore nostro Gesù Cristo. Quando saranno per finire tempo, arriveranno in mezzo a voi imbruglioni che sono butteranno con tanta fatica, mettendosi a correre appresso a tutta l'ardenza loro e che infame. O viccanna, si tratta proprio di loro, perché sono tutti quelli che stanno portando spartenza in mezzo a voi, perché sono gente che si fanno accavallare a tutta infamità e non si lasciano portare mai, che amano lo Spirito di Dio. Dovere a carità. Voi invece, carissimi, continuate a costruire la vita vostra in coppa a quei parametri e che la fede assai santa che tenete.
Priate sempre per mezzo dello Spirito Santo, umanite sempre in dall'amore di Dio, aspettando che il Signore nostro Gesù Cristo portasse in cuore a voi tutto l'amore suo e vi portasse in la vita eterna. Cercate di fare capace tutti quelli che non sono troppo arradicati in la fede. Salvate tutto il lato, scippando la rindo fuoco e cercate di avere pure pietà di tutto il lato, ma facetelo rindo il timore di Dio e mantenete arrasata pure a tutti che li veste che allora portano un cuore. Perché pure questi sono chiavacate e tutte effedenziare la carne a loro. Gloria a Cristo. A chi che vuole mantenere arrasata ogni peccato è capace di far comparire danza tutta rolia sua, senza mancanza, e rinda prezzo, a Is, che è l'unico Dio che casare per mezzo di Gesù Cristo che è il Signore nostro. Danza Is potesse stare tutta la rolia, tutta la grandezza, tutta la forza e tutta la potenza, rinda ogni tempo, mo e per sempre. Amen.